sarebbe ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. In apertura il parere favorevole della Commissione Sanità dell'Ars a maggioranza sul piano della nuova rete ospedaliera regionale. Il documento tornerà adesso in giunta per il voto finale del governo guidato da Renato Schifani e successivamente sarà trasmesso al Ministero della Salute. Giuramento bis per Luca Sammartino, nominato come nuovo assessore all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, ricevendo contestualmente la nomina a vicepresidente della regione siciliana. Ricominciamo dalle priorità. Un minorenne è stato picchiato da un gruppo di almeno 10 giovani nella notte dell'8 settembre intorno alle 4 in un boschetto vicino alla piazza dove si svolge la festa della Madonna Calascibetta. Siamo nell'Ennese. Il ragazzo si trovava in compagnia di una coetanea quando è stato colpito con calci e pugni, insultato, sputato e persino bruciato con sigarette spente sulla pelle. Aveva bevuto ma non aveva assunto alcuna sostanza stupefacente. Questo è il primo dato emerso dall'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ventenne pallavolista morta nella notte tra l'1 e il 2 agosto a Bagheria, annegata in piscina durante una festa di laurea. E in chiusura il meteo, domani la Sicilia centro-occidentale sarà raggiunta da piogge e temporali, le temperature invece scenderanno di qualche grado un po' in tutta l'isola. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani con nuovi aggiornamenti.